Buongiorno, siamo con Paolo Frau, l'assessore alla cultura. Siamo a Monteurpino per l'evento della festa degli alberi. Sì, è un momento un po' particolare perché ricordiamo un uomo che per Cagliari è stato molto importante, Raffaele Pischedda, ed è bello ricordarlo nel giorno della festa degli alberi. Monteurpino non è sempre stata così come la vediamo adesso, per lungo tempo è stato un colle brullo, privo di alberi. Non era un parco pubblico, era una proprietà privata di un barone. Alle dipendenze di questo barone c'era appunto un agronomo che si chiamava Raffaele Pischedda. Quest'uomo, con una dedizione e una testardaggine incredibili, di sua iniziativa si dedicò alla piantumazione dell'intero colle e quindi trasformò il paesaggio della nostra città, perché poi, tra l'altro, non contento, si trasferì a Monteclaro, che anche quello era un colle completamente brullo e privo di vegetazione, e realizzò la pineta di Monteclaro. Quindi se oggi Cagliari e alcuni dei suoi colli sono belli come li conosciamo, verdi e frequentati dalla gente, è perché ci sono stati uomini come Raffaele Pischedda che hanno dedicato la loro vita al verde cagliaritano. E il grande botanico Siro Vannelli, che ha scritto anche un libro meraviglioso sul verde di Cagliari, raccontando la storia di Raffaele Pischedda, dice: è sorprendente che un uomo che è un vero eroe del verde cagliaritano non sia ricordato e che a lui non siano mai state dedicate una strada, una piazza, un giardino. Ecco, oggi noi abbiamo voluto porre rimedio a questa situazione, creando un luogo di sosta nel quale la gente potrà sedersi e magari dedicare un pensiero a Raffaele Pischedda. Oggi in questo evento ci sono tutte le scuole, qualche scuola di Cagliari. Che importanza ha questo evento per i ragazzi oggi? Fondamentale. Io ringrazio moltissimo dirigenti scolastici, insegnanti, perché tra l'altro fanno anche un lavoro di preparazione alla festa degli alberi e dopo la festa sintetizzano i significati. Significa prendere i bambini sin da piccoli ed educarli sin da piccoli a un atteggiamento corretto nei confronti del verde e dell'ambiente. Far capire come oggi più di sempre sia necessario dedicare tempo, spazio, risorse alla cura del verde. Non è solo una questione estetica. E la bellezza comunque ha la sua importanza, è anche una questione di salute del pianeta e di salute delle nostre città e della salute di ciascuno di noi. Quindi è importantissimo che i bambini vengano educati sin da piccoli ad avere molta cura di queste questioni. Buongiorno a tutti, siamo qui a Monteurpino per la giornata dedicata alla festa degli alberi. Siamo qua con Martina, quarta B dell'istituto. Sguadazzoni. Cosa pensi di questa giornata? Che sia bellissima perché non sapevo di Raffaele Pischedda e sono contenta di conoscerlo. Ma anche tu nel tuo piccolo coltivi degli alberi, hai la passione per il verde, ti piace venire a Monteurpino? Mi piace perché mi diverto e poi gioco e certe volte vedo degli alberi che non ho mai visto. Che ricordi ti porterai a casa di questa giornata? Porterò questo ricordo per sempre perché è bellissimo. Roberto Pisano, presidente di Lions Club Cagliari Monteurpino. Lions Club anche oggi è qui presente per la festa degli alberi. Sì, certo, grazie. Siamo qui come Lions Club Cagliari Monteurpino perché abbiamo colto questa occasione di contribuire, di collaborare ad un'iniziativa molto piacevole, molto interessante che ha assunto il Comune di Cagliari, di onorare questo nostro concittadino, chiamiamolo così, anche se non è nativo di Cagliari, che nell'Ottocento ha contribuito a fare bella la nostra città. Il nostro club si chiama proprio Monteurpino, quindi trae nome da questo colle, questo parco che da noi è molto amato, quindi siamo qui con questa doppia veste. Maria Felicina Zeri, insegnante dell'istituto? Dell'istituto Randaccio Tuverido Milani, precisamente del plesso Isguadazzonis. Sono un insegnante della scuola primaria, faccio sostegno in una quarta della scuola primaria, come già detto.
Oggi siamo qui alla Festa degli Alberi per celebrare Raffaele Pischedda. Oggi che cosa farete con la tua classe? Cosa trasmetterete di questa giornata? Allora, abbiamo già lavorato su questo argomento, abbiamo parlato appunto dell'agronomo Raffaele Pischedda che alla fine dell'Ottocento appunto piantò gli alberi in Monte Urpino, alimentando facendo fiorire questo colle, uno dei 7 colli della città di Cagliari. I bambini sanno già tutto, sicuramente adesso, una volta che torniamo a scuola, svilupperemo questo argomento, i bambini faranno un lavoro con dei disegni, con delle riflessioni e quant'altro. Loro sono abituati, noi li portiamo dappertutto, quando c'è una manifestazione noi cogliamo l'occasione e li portiamo fuori sempre. È stata una bella mattinata e speriamo che ce ne siano altre. Marcella Vacca, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Via Stoccolma. L'Istituto Comprensivo di Via Stoccolma non poteva mancare oggi qui a Monte Urpino. Assolutamente no, perché le tematiche del verde sono da sempre una materia del nostro piano dell'offerta formativa, per cui abbiamo accolto con estremo piacere l'invito che ci ha fatto il Rotary e l'invito che ci ha fatto l'assessore Frau per commemorare il nostro illustre cittadino. Aiutare i ragazzi fin da piccoli ad avvicinarsi al verde e alla natura è qualcosa di importante e significativo per la propria educazione. È sempre più fondamentale perché i ragazzi, soprattutto quelli che risiedono nel tessuto urbano come i nostri, hanno scarse occasioni di entrare a contatto con la natura, per cui l'educazione al valore del rispetto del verde e all'implemento del verde è sicuramente uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione attuale dei ragazzi. Sarà possibile in questo modo riuscire a sensibilizzare quei piccoli grandi uomini che arriveranno? Assolutamente sì, anche perché questo grande uomo di cui pochi avevano memoria, io stessa ne ho avuto cognizione grazie all'iniziativa, sicuramente favorirà i buoni esempi e le buone prassi. Monte Urpino, siamo con Sara e Francesco dell'Istituto Via Stoccolma, Regina Elena. Siamo qui per celebrare la Festa degli Alberi, un omaggio all'agronomo Raffaele Pischedda. Che cosa pensi di questa giornata? Che cosa ti rimarrà? Appunto mi rimarrà questo bellissimo parco così rigoglioso, appunto da poco è stato fatto in memoria di Raffaele Pischedda, che fu colui che piantò questi alberi che al giorno d'oggi sono così rigogliosi e appunto questo enorme parco apparteneva a un ricco barone e lui volle piantare questi alberi e al giorno d'oggi è stato appunto deciso di creare delle comode sedute con il nome appunto di Raffaele Pischedda, perché così le persone che vengono a visitare questo parco possano fare un pensiero su lui e ciò che ha fatto. Ok, grazie. Invece tu, Francesco, che tipo di rapporto hai con il verde? Vieni spesso qui a Monte Urpino? Io non sono un ragazzo che esce molto di casa, ma secondo me i giovani di oggi dovrebbero rispettare l'ambiente che è stato costruito da persone come appunto Raffaele Pischedda e far sì che cresca ancora di più, in modo da far diventare Cagliari una città ancora più bella e verde. Francesco, quando sarai grande racconterai questa giornata, racconterai ai tuoi figli di Raffaele Pischedda? Sì, io ai miei figli e ai miei nipoti, se ce li hanno ovviamente, racconterò di quest'uomo, cioè Raffaele Pischedda, il suo operato che ha svolto qui a Monte Urpino, e gli racconterò che anche io ho dato un contributo piantando un piccolo alberello per far diventare questo posto più verde. Sergio Piras, presidente dell'associazione Musa. Rispettare l'ambiente, la vegetazione è importante. È importantissimo e non è mai sufficiente. Noi a Cagliari abbiamo tanto verde, è una delle città dove il verde in città è più, però c'è ancora tanto da fare. Monte Urpino, il lato città, quindi il lato nord, molto verde, molto ben curato, il comune ha fatto tanto, non si può dire niente, ma se lo guardiamo sul versante sud verso il mare ci sono tante aree brulle dove ancora c'è tanto da fare. Naturalmente sono progetti a lungo termine,
però è importante, noi come associazione Musa ci battiamo proprio perché tutto il Monte Urpino diventi un'area verde e fruibile da parte dei cittadini di Cagliari. E non solo, quanto è importante nelle zone urbane le oasi verdi? È fondamentale perché al di là degli aspetti proprio ecologici e quindi di bontà dell'aria, il verde serve anche ad arricchire la qualità dell'aria, quindi è importantissimo, ma è importantissimo soprattutto per la parte ludica, per la parte sportiva, per tante componenti della vita dei cittadini dove il verde, per i quali il verde è fondamentale, insomma, nei bambini, negli sportivi, degli anziani, insomma. Dottor Mancoso, nel suo libro descrive le piante intelligenti. Beh, le piante sono intelligentissime, bisogna dire, non solo sono intelligenti, ma sono anche delle grandi lottatrici, perché anche nei terreni, nelle terre più maltrattate, alla fine c'è sempre un ramoscello d'erba, un cespuglio che cerca di combattere e di crescere e di svilupparsi, quindi sono intelligentissime.